Troppo presto per immaginare la presenza di lavoratori all'interno del CDA di un'azienda, ma i tempi sono maturi per iniziare a parlare di una loro partecipazione finanziaria ed organizzativa all'impresa. È partita dalla Marca e dal Veneto la chiamata Nuovi modelli d'impresa, con l'impulso della Fondazione Capitale e Lavoro guidata da Giuseppe Milan, già direttore di Confindustria Veneto Est. Affidato ad un parterre di esperti tra imprese portatrici di buone pratiche e politici di lungo corso, il dibattito su opportunità e criticità questa mattina ad Oderzo, davanti ad una nutrita platea di imprenditori, portatori di interesse e rappresentanti di categorie. La cultura collaborativa c'è, si tratta di organizzarla adesso. È importante che ci sia una disciplina fiscale di favore per queste componenti della remunerazione del lavoro che potrebbero essere collegate a risultati dell'impresa, al possesso anche di titoli legati all'impresa. Anche se le difficoltà non saranno piccole, forse è arrivato proprio il momento di, anche partendo da esperienze dal basso, affermare qualcosa che va nel senso opposto a quello che sembra prevalere oggi, quindi verso una maggiore unità di intenti, una maggiore condivisione, una maggiore attenzione anche alle esigenze degli altri e non soltanto al bisogno di guadagno. Il dibattito, quello sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati delle imprese, ha assunto una nuova centralità con la proposta di legge attualmente in discussione alla Camera dei Deputati. L'obiettivo: disciplinare la partecipazione gestionale, economica, finanziaria, organizzativa dei lavoratori nelle aziende italiane. Un processo che in Veneto sembra maturo e che potrebbe aiutare a scongiurare l'esodo dei tanti giovani imprenditori dall'Italia. I numeri anche qui delle Camere di Commercio, dell'Istat, dicono che la generazione di nuove imprese è in una fase un momentino di stanca e di calo. Questo è chiaro che è un modo di far passare cultura imprenditoriale nel lavoro che poi può diventare rigenerazione di nuova impresa. Oggi abbiamo la necessità di rendere attrattiva l'Italia, di rendere attrattive le imprese, di rendere attrattivo il lavoro industriale. Se non ricostruiamo una nuova cultura attorno a questi obiettivi sarà difficile far trasmettere alle nuove generazioni che è utile restare